E il coprifuoco ovviamente viene a colpire ancora di più a quelli che siamo in uno dei settori più colpiti, no? Io sono imprenditore della ristorazione e ogni giorno è una lotta a sopravvivere, a vedere come fare, come gestire, dipendente. Credo che chiudere le attività commerciali sia deleterio per il paese proprio. Quindi secondo lei bisognava chiudere la scuola invece? No, bisognava attrezzarsi molto prima, ancora prima dell'estate, per salvaguardare la scuola e i trasporti e tutto il resto. Bisognava fare un lavoro a monte che non è mai stato fatto. Finché sono chiusi i bar e i ristoranti penso che comunque sia inutile, nel senso io penso che dovrebbero... Dici tanto non si esce lo stesso? Esatto, cioè comunque hanno posto le condizioni per stare a casa, quindi credo che alla fine non sia inutile. Penso che sia interessante comunque non chiudere tutto, ma chiudere rispetto alla situazione dell'emergenza della zona. Ma secondo lei, cioè come è stata gestita sta cosa? Perché insomma della seconda... Non si poteva, secondo me, se posso essere sincera. Sì, Diceva che secondo lei insomma magari si poteva gestire prima, sicuramente, perché il tempo c'era, sapevano che l'ondata doveva arrivare. Come si fa a accettare questo? Questo demoralizza solo. Non può essere un qualche cosa che un cittadino che si informa, che comunque si dà da fare, che ha studiato, che conosce, che accetta. Siamo un po' confusi e questo ci sta, però ci adeguiamo. Mi dispiace solo che abbiamo perso 4 mesi d'estate e siamo arrivati all'ultimo momento senza poter adeguarci a una situazione improvvisa. Questa è una critica che voglio fare al governo. Aveva un po' di mesi per adeguarsi.